Adesso Agrigento rinasce, i semi che abbiamo gettato, nonostante nel corso del tempo ci fossero state notevoli criticità come l'inflessibilità burocratica, una generale diffidenza ed una rassegnata indolenza, hanno dato i loro frutti. Sarà un cammino in salita e pieno di ostacoli, ma la macchina burocratica è partita ed è impossibile fermarla. Sono state le impressioni a caldo del primo cittadino della città dei templi, Lillo Firetto, che non ha nascosto la sua soddisfazione dopo aver firmato la convenzione a Palazzo Chigi, in presenza delle più alte cariche istituzionali nazionali, per il progetto Girgenti, 15 milioni ed 800 mila euro per la riqualificazione del centro storico e non solo. Un vero e proprio punto di partenza che vuole fare del centro storico il perno della città acragantina. Le vie interessate dagli interventi di ammodernamento coinvolgono varie zone, a partire da via Duomo. Vengono coinvolte anche le zone tra la via De Castro e la via Sant'Alfonso, la via Saponara, Santa Maria dei Greci, la salita Sant'Antonio, le vie Serroi e Santa Sofia, ed anche la piazzetta accanto il Palazzo Tomasi, fino ad arrivare quasi in via Atenea. Importante evento di restaurazione anche per l'ex ospedale civile, che ricordiamo essere di proprietà dell'Università di Palermo, accanto il primissimo tratto della via Atenea. L'edificio ospiterà diverse attività, tra le quali alcune di carattere educativo e ricercativo. Si porrà come fulcro attorno al quale ruoterà la ripartenza urbana del centro cittadino. Ma le zone coinvolte non si fermano qui, è prevista una piazza mercato ed un edificio che ospiterà attività di volontariato anche nei pressi della Ravanusella. Protagonista anche il Piazzale Rosselli, verrà realizzata infatti una zona apposita per il bike sharing e verranno realizzati dei servizi complementari a quelli già attuati dal terminal agrigentino. Un progetto accattivante ed eclettico, soddisfazione per grandi e piccini tra il potenziamento di attività di ricerca, rinnovazione di strutture per bambini, adolescenti, disabili ed anziani e zone adibite alla promozione del turismo. Non è passato inosservato inoltre l'intervento dell'ex premier Dem, Matteo Renzi, che ha inviato un messaggio al sindaco Firetto dove ha espresso la sua soddisfazione. Il futuro delle città del sud, afferma Renzi, passa dalla capacità di tenere insieme una visione alta e progetti concreti. Questo bando delle periferie, ispirato ai concetti presentati da Renzo Piano, va esattamente in tale direzione. In bocca al lupo agli amici di Agrigento e conclude buon Natale a tutti.